Discuta Web, siamo qua con Emanuele Dessì, direttore di Videolina, appena premiato. Eccolo qua. Cosa rappresenta per lei questo premio? Beh, intanto è un marco straordinario perché mi ha consentito di portare indietro il calendario, l'orologio, insomma, di tanti anni, per parlare di iniziative straordinarie che mi hanno visto condividere bei momenti con gli amici dell'Associazione Culturale Campidano. E comunque, se volete, anche egoisticamente è un piacere che dei quartesi come me abbiano pensato di in qualche modo tributarmi questo premio per quello che ho fatto e per il fatto di essere un quartese che ha realizzato qualcosa. In questo senso mi fa molto piacere, ma l'aspetto più importante è davvero aver condiviso con Susi, Gigi e gli altri amici, aver ricondiviso momenti che sono stati straordinari. È passato tanto tempo, però ho visto che siamo sempre lì e quindi è stato davvero un piacere. Ecco. Sì, Susi ha raccontato tanti aneddoti anche di lei che si proponeva come addetto stampa, muoveva i primi passi nel mondo del giornalismo. Qual è il suo più bel ricordo legato a questa associazione? Non so se riesco ora a isolarne uno. Certamente i momenti più belli sono stati quando si organizzava a dicembre con voi al Cineteatro Il Nuovo, che era per tutti il grande sogno, quello di dare a Quarto un teatro. Ed ero sì ragazzino, però questa era una prospettiva che ci inorgogliva e che ci faceva piacere, prospettiva che peraltro non si è mai concretizzata. E poi il piacere di far parte di una famiglia che organizzò a Quarto in anni difficili, a metà degli anni '80, un premio prestigioso come il premio letterario Michelangelo Pira, che si diceva finalmente di portare Quarto all'attenzione della Sardegna, Quarto che era terza città ma non in termini culturali. Beh, con quel premio si iniziò a recuperare un po' di terreno, poi negli anni successivi forse si è perso, però certamente quella era e rimane una pietra miliare nella cultura recente della nostra città. Susi poi ha parlato del suo ruolo come direttore di Videolina come punto di partenza e non punto di approdo, ma se potesse svelare qualche suo obiettivo personale, quale sarebbe? Non lo so, a me piace moltissimo lavorare in Sardegna e quindi quando facevo l'addetto stampa gratis per Susi e gli altri amici non immaginavo che un giorno sarei diventato direttore del telegiornale. Lo sono con grande orgoglio, non so se a 51 anni ci possano essere ulteriori margini, non poniamo limiti alla provvidenza, però sono molto, molto contento di quello che faccio perché è un lavoro che ti assorbe completamente. Poi io sono innamorato della Sardegna, che ho la fortuna di girare continuamente e quindi devo dire che poter raccontare la Sardegna su Sardegna Verde ma anche sul telegiornale è una cosa che mi appaga moltissimo e quindi contento così. Ultima domanda proprio per la Discuta Web, dato che appunto noi siamo degli aspiranti giornalisti, che consiglio darebbe a chi vuole intraprendere questa professione? Allora, in questo lavoro ci vuole intanto una passione smisurata, in tutte le professioni di questo mondo ci vuole passione, nel giornalismo ancora di più. Il nostro lavoro, uso un brutto termine, è come una droga, e forse voi siete partecipi di questo, guardo in camera, è una cosa che ti prende e poi non riesci più a farne a meno. Passione, passione, passione e poi ci vuole un grande equilibrio. E non ci vogliono doti particolari, sì, di comunicazione, bisogna saper scrivere eventualmente in TV, stare davanti a una telecamera, però la passione, credetemi, è l'anima di tutto insieme all'equilibrio e al buon senso. Noi la ringraziamo tantissimo a nome della Discuta Web. Grazie a voi. Grazie a voi.